Io ringrazio di cuore gli ospiti e ringrazio di cuore anche i nostri abituali soci e amici che sono lì dietro, e così colgo l'occasione per presentare i nostri protagonisti. Allora, cominciamo dando la precedenza alla donna Maria Francesca Chiappe, giornalista, scrittrice. Allora, Maria Francesca Chiappe è curatrice di questo volume, di questo libro, che poi verrà presentato. Gli altri co-curatori sono il generale Giovanni Tullio, come detto prima, e poi una persona accademica, storico, cattedratico, accademico, però un altro nostro ospite importante è qua vicino, è Franco Sigli, che è stato presidente dell'Associazione dei giornalisti, giornalista, scrittore, presidente del Gremio. Sono particolarmente lieto di aver accolto questa richiesta fatta da Maria Francesca, da Franco Sigli, dal generale D'Accardo, per questa giornata. Non solo perché viene presentato un libro che vi assicuro è molto bello, un libro molto bello, molto interessante, ricco all'interno di questo libro che farà piacere avere nelle nostre librerie a casa, perché si presenta molto bene con impaginazione, si legge molto bene. Lo scritto è fatto di immagini, laddove lo scritto sono i verbali o i pezzi scritti dai curatori, e le immagini sono le vecchie immagini fatte dalle vecchie macchine fotografiche conservate negli archivi e quindi nei verbali dei carabinieri per lo scritto della polizia giudiziaria. E quindi abbiamo un libro che è un old media, ma da questo punto di vista ho un media di prima base, di prima fascia. Se ne possono fare tanti da questo libro di libri, perché non è un libro che ha la pretesa di fare l'analisi della criminalità in Sardegna, piuttosto che l'analisi della vicenda della polizia o dell'attività degli organi preposti a garantire la legalità in Sardegna, in particolare i carabinieri. È un libro che documenta fatti, vicende, cronache, sacrifici, passioni, dolori molti, e fa emergere le vicende di una vita sarda che negli anni si è evoluta, ma che ha presentato sofferenze per molti. In alcuni casi le potremmo definire essenzialmente sociali, in altri casi invece derivate proprio da forme di criminalità più o meno organizzate, sempre più addirittura militarizzate in certe fasi della vita della nostra regione. Lo storico Accardo nel libro evidenzia proprio, ci offre proprio una lettura, direi, antropologica, sociale e anche politica delle vicende. Il generale nella sua introduzione, parte proprio da quello che poi sarà il titolo, che diventa il titolo, se Deus quer e lo Scarabinese lo permettono, in sostanza. E Maria Francesca cerca di offrire l'altro punto di vista, quella della cronista, che trova la cronaca già in sé raccontata nei verbali, nei dispacci, nei fonogrammi, negli ordini di servizio, nel ritrovamento di documentazione anche minima, minuta. Nei giornali noi abbiamo dovuto parlare, per fortuna da qualche anno questo non capita, dei giri degli emissari per cercare di liberare un sequestrato. Sono annotati con una meticolosità certosina i passaggi concordati e con i minuti, i luoghi, i punti, alla fine della notazione, nessun incontro o un incontro e tante altre cose, che di per sé noi abbiamo sempre appreso, sono elementi di cronaca vera, ma non li abbiamo mai visti così documentati a disposizione di tutti, perché appunto sono degli archivi che per quanto sono fonti aperte, come ricorda il generale nella sua introduzione, sono
documenti oggi che possiamo vedere tutti, con qualche limite. E per arrivarci, però, ecco, il generale che viene da un'altra isola, la Sicilia, abituato già ad affrontare fenomeni molto difficili come tuttore dell'ordine, si radica rapidamente nei suoi 3 anni di comando della Legione dei Carabinieri, evidentemente 3 nella vita della Sardegna, anche nel significato avvertito naturalmente quasi anche delle popolazioni di quel motto, che in qualche modo io lo chiamerei motto più che un detto, si Deus queret e sos carabinieri lo permittono, che per molti di noi è diventata un motto molto diffuso grazie ad una canzone popolare cantata da Piero Mars, ma con un significato un po' diverso, poi lo vediamo, e che invece nel libro, ecco, ce lo dice il generale subito, il significato è un significato che un po' sì, certo, raccorda lo spirituale e il mondo terreno, ma volendo dire con ciò, tutto ciò che è concesso, tutto ciò che è bene, che deve assicurare il bene a tutti in qualche modo, che deve assicurare in qualche modo la legalità, la giustizia. È un termine difficile se lo traduciamo in sardo, la giustizia di Burda, però non è così. In questo caso sta a significare il bene. E lo fa questo partendo da un aneddoto piuttosto curioso invece, che appartiene a un malavitoso che finiva spessissimo in carcere e che era dalle parti di Nuoro, si riproponeva da anni di andare al santuario di San Francesco per le 2 tornate, i 2 pellegrinaggi della festa per San Pelisanto, e però per un motivo non ci andava, spesso non ci andava perché finiva in carcere, e magari era in carcere in quel periodo, e si riprometteva di andarci, e finalmente un anno il racconto, questo è proprio il racconto puro della storia che si narra tra le nostre genti, è che riesce finalmente ad andare o a mettersi in cammino per andarci, che si va via. Dal devoto che vuole essere ritiene di dover portare un omaggio, perché in quella festa, voi lo sapete, sono le convessias, ci si soggiorna per 2 o 3 giorni, quindi si mangia. Del santo e qualcuno prepara per tutti, tutta la comunità che partecipa alla festa, non solo segue i riti religiosi, ma partecipa a tutte le libagioni, diciamo, che vengono. E questa persona ci deve portare qualcosa, non ne ha. Attraverso Noviglia, prende 3-4 agnelli e 3-4 attraverso Noviglia, prende 3-4 agnelli e 3-4 pecore, le sgozza e quindi si appresta a portarle. Incappa in un controllo di carabinieri e quindi non gli hanno potuto permettere di arrivare a Lourdes, di arrivare al santuario di San Francesco di Luna. Quindi ecco qui se i carabinieri lo permettono, perché c'era stata, vedete, poi qualche anno fa, dopo si disse, ci sarebbe arrivato. Piero Masa nella canzone in realtà, ecco, allaccia un altro tema che è un tema, un corpo di racconto, di relazione, di studio, ecco, di sociologi, politici, studiosi, storici, che è quello della presenza dello Stato, che per molti anni è stata solo quella delle forze dell'ordine quasi, o questo hanno avvertito i cittadini per molto tempo. I carabinieri nella loro saggezza e anche nel loro sacrificio di molti morti per assicurare l'ordine pubblico hanno saputo far evidenziare anche al potere pubblico che non tutto era problema di ordine pubblico, ma anche se questo era un problema enorme, quello era compito loro, andava affrontato come si deve. Molto era anche di altra natura, e allora ecco la commissione parlamentare di inchiesta di cui parla lo storico nel libro, che porterà dei provvedimenti e delle iniziative che di per sé all'istante non sembrano risolutive, ma creano e aiutano a creare dei momenti, dei processi culturali in qualche modo nuovi, che aiuteranno quella battaglia invece permanente che è durata e poi non è mai finita. Io credo in realtà oggi non abbiamo messo questo, abbiamo altri fenomeni drammatici, non abbiamo per fortuna tantissimi assassini, tantissimi assalti alle poste o vagoni postali, ma ci sono ogni anno 4 o 5 fatti di una gravità eccezionale che ricordano alcune stragi vere e proprie del dopoguerra, quando venivano assaltati i portavalori il sabato, soprattutto di sabato, che andavano a portare gli stipendi ai lavoratori del Frumendosa piuttosto che ai lavoratori delle foreste o di altre situazioni. Il libro che racconta è questo, perché le introduco
argomenti, incrociandoli con un minimo di commento, perché Maria Francesca poi li aggancia nel libro con appunto i verbali, le note di servizio, i resoconti anche di molte morti pagate dalle forze dell'ordine e dai carabinieri, pagate anche da molti cittadini che non c'entravano nulla, che non è che c'entrassero lì, che non c'erano anche i carabinieri che stavano facendo un loro lavoro, un loro servizio, al servizio della comunità, perché se io scorto un autista e un furgoncino con le paghe dei lavoratori, sto andando a fare un'opera che serve proprio a mettere in moto l'economia, il lavoro, garantire la sicurezza delle famiglie e così via. Non sto andando né a rubare né a un'opera di malaffare, magari invece quando arrivo dalle parti di Villa Grande piuttosto che tra Baunelli e Torgali, magari c'è un assalto e succede l'ira di Dio, o come un'esigenza, un modo quasi ribellistico in qualche modo. Noi non lo facciamo, però se qualcuno lo fa in fondo toglie a chi ha troppo o chi magari ha rubato. Qualcuno sotto aveva questo modo di pensare assurdo. Ci si rende conto che quel tipo di fenomeno blocca più di altri l'economia della Sardegna, il lavoro, la possibilità di crescita, la possibilità di inserimento dei sardi, non solo in Sardegna ma anche nel lavoro fuori. Quanti degli immigrati sardi per anni hanno patito per la nomea dei sardi banditi? Ce n'è voluta, benché loro nel lavoro si facessero rispettare e apprezzare, però sempre una vita tutta inserita anche per quel motivo. E quindi pian piano il fenomeno ha avuto delle risposte, che ce n'è voluto molto, e sembra quasi strano che si sia sostanzialmente risolto all'incirca 30 anni fa. È quasi strano, perché tanto del terrorismo, che è un capitolo su cui io credo ancora i politici e i storici sardi, anche gli analisti devono riflettere ancora di più, anche alla luce di queste carte, che sono forse le meno influenti nel libro, significative, ma perché ho l'impressione che ancora molte cose forse non facciano parte degli archivi aperti, non lo so, degli archivi disponibili, però voi sapete, ecco, in questo libro non trovate nulla del caso cosiddetto Feltrinelli, che doveva avvicinare la malavita sarda, in particolare Mesina e altri, per cercare di creare una sorta di alleanza tra eversione terroristica e criminalità sarda. C'è qualcosa che si intuisce laddove si parla di MAS, Movimento Armato Sardo, laddove si parla di brigata non rossa, Barbagia Rossa, di Barbagia Rossa, e purtroppo lì ci sono state delle situazioni pesanti, perché con quella scusa, tra virgolette, è brutto dire scusa, ma è la cosa più semplice che rende più semplice la vicenda alla luce dei verbali, vengono compiuti dei massacri, corregolati dei conti, a volte anche in faide antiche, a Marmoiale piuttosto che in altri paesi, e vengono ammantate della connotazione in qualche modo politica. Questa cosa non si è mai chiarita del tutto. Spiace dire che questa cosa accade quasi sempre in un triangolo che va da appena a sud di Nuoro fino a appena sopra Nuoro, cioè al massimo si arriva a Bitti, ma c'è quasi sempre, a me questo dispiace anche dal punto di vista personale, per gli affetti che ho lì, la luna la troviamo sempre, purtroppo, la troviamo nei percorsi, la troviamo non solo per il malvivente che deve fare il pellegrino di San Francesco, ma la troviamo in quasi tutti i percorsi degli emissari che cercano di liberare un sequestrato, e la troviamo anche nei percorsi del MAS e di tanti altri fenomeni terroristici che si riunivano lì, purtroppo si riunivano lì intorno, è provato. Qui non si parla di Savasta, ma Savasta che è compresi. Certamente il libro poi cerca di, essendo un libro fatto sull'archivio, gli archivi sembrano cose morte, sono cose vive. Maria Francesca, quando ha avuto accesso agli archivi, lo faceva inizialmente per un'altra sua opera, altre sue opere, i lavori di cronaca, un libro voi lo sapete, l'assassinio di Dinadore, la madre è fatta uccidere a Gavoi. Era il cartello
sorteggio fra l'allora presidente della regione Sardegna, Brozzo, e Liviu, l'archeologo, sui ritrovamenti di Baromini. Quando è finita la manifestazione, sono avvicinato al generale e ho detto: ma dove le ha trovate queste carte? Ah, dal nostro archivio. Ma noi abbiamo un archivio, abbiamo di tutto in archivio. Ah, benissimo, fammi entrare in archivio, vorrei entrare nell'archivio dell'aula, non si può. La prima risposta è stata: non si può. Quindi è iniziato un corteggiamento, ma veramente potente, fino a quando, perché gli piaceva in realtà, gli è piaciuta subito l'idea, però gli archivi non ce li hanno tutti concentrati nello stesso posto, sono sparsi, c'è il problema cosa si può pubblicare e cosa no, conoscete tutti, abbiamo il problema della rievocazione storica, il diritto di cronaca, il diritto all'oblio, abbiamo una serie di problemi quando si parla di fatti anche vecchi, vecchissimi, perché la Corte di Cassazione ha fatto una sentenza delle Nazioni Unite che ci impedisce anche di rievocare i protagonisti del caso Moro ancora un po', anzi tolgo ancora un po', punto, ci merito. E quindi aveva delle perplessità, però siccome mi piaceva troppo l'idea, insomma alla fine un giorno ci mettiamo d'accordo, però dobbiamo limitare gli argomenti e dobbiamo limitare anche il tempo, e quindi decidiamo di fare tra gli anni 40 e 80 e suddividere in banditismo, sequestri di persona e eversione, ma raccontati come? Raccontati attraverso i documenti, quindi attraverso le parole dei carabinieri, perché quello che c'è nel libro sono fatti tutti straconosciuti in Sardegna, soprattutto, e li ha ricordati alcuni, fra così non c'è niente di nuovo. La novità è che li leggiamo dalla parte di chi c'era, dalla parte di chi ha combattuto questa battaglia, dalla parte di chi è morto, perché ricordiamo che i famosi banditi che volevano far finta di essere dei comunisti che redistribuivano l'economia in Sardegna erano armati fino ai denti, perché avevano tutte le armi della seconda guerra mondiale, avevano bombe a mano, fucili mitragliatori, aspettavano i pullman che portavano le persone in queste strade, cioè le strade sono disastrate oggi che siamo nel 2023, immaginarsi cosa erano negli anni 40, non passava nessuno, e accerchiavano questi pullman, facevano scendere tutti, derubavano i singoli passeggeri. La vicenda dell'orologio che ha raccontato Silvia è pazzesca, e uccidevano i carabinieri che scortavano quei pullman, perché dentro quei pullman c'erano gli stipendi per i lavoratori. Quindi è stata un'ecatombe, erano tutti dei ragazzi molto giovani, diciottenni, ventenni, che arrivavano da altre regioni del nord Italia e soprattutto che venivano a morire in Sardegna. Quindi la potenza dei documenti, del telegramma, del fonogramma interni ai carabinieri che raccontano nell'immediatezza del fatto, qui non c'è la mediazione della cronaca, del cronista, è il carabiniere che dice al suo comandante: è successo questo. Ci sono anche alcuni documenti in cui fanno i comandanti una analisi degli errori che possono essere stati fatti, della organizzazione. A un certo punto si parla, siamo negli anni 50, di difetto di comunicazione, perché il comandante dice c'erano le risorse, c'erano le forze, c'è stato forse un difetto di comunicazione. Ma questa ricerca, che non ha assolutamente alcun valore storico, il professor Riccardo se non avrebbe bocciato proprio all'esame di terza media, è una ricerca random che è stata fatta. Io ho fatto la cronista di giudiziaria per quasi 20 anni, quindi sono abituata a vedere carte di cronaca giudiziaria. La mia attenzione si è concentrata sulle cose che non ho mai visto. Quindi, a proposito del maresciallo Luna, che cosa mi ha colpito? Un documento dove c'è scritto in grande, una testata in alto: ordine di travestimento. Che sarà mai nel 1920-30 l'ordine di travestimento per il più famoso carabiniere della Barbagia? Altro non era che l'autorizzazione a fare un'indagine molto delicata in abiti borghesi. Oppure i sequestri di persona. Ne abbiamo sentito parlare nei processi che si facevano i giri, no? Cosa erano questi giri? I contatti fra l'emissario della famiglia e i banditi.
E i banditi stabilivano le regole: devi andare con una 850 vehicle, fanalino di coda destro malfunzionante, un portapacchi sul lettuccio e devi essere alle 9:05 al bivio di Pitti, alle 9:45 su quell'altra strada. Insomma, c'era tutto un giro che bisognava fare, rispettare quegli orari, e i banditi sarebbero saltati l'archivio al comando legione di Ziulu, che è una maresciallo in pensione che cura una sorta di museo al comando della regione e che ha delle cose veramente. Quindi questo è per dirvi, c'è anche la notizia dell'arresto di Annino Mele del movimento armato sardo. Non c'è il nome perché il generale, che è peggio di Catone Censore, li ha cancellati tutti. No, però dico questa cosa e poi passo la parola al generale. Voi dovete, io chiedo la vostra solidarietà, perché voi non sapete come mi ha fatto lavorare. Le carte da qui non possono uscire. E quindi io devo lavorare in archivio. Io ho un giorno di riposo la settimana, perché lavoriamo anche la domenica noi giornalisti. Ci pagano, però lavoriamo anche la domenica. Nel mio giorno di riposo andavo al comando della Legione dei Carabinieri, dove mi ricevevano in questa gigantesca stalla meravigliosa con un tavolo tipo quello di Putin quando riceve i suoi nemici, no? Un tavolo gigantesco, dove c'era il generale e tutti i colonnelli. Io non ho fatto militare, non conosco i gradi, tutti in divisa, tutti graduati là, con tutte le carte, controllata a vista. Lui diceva perquisitela quando esce, perché non potevo portare niente fuori. E come vedevo una carta che mi piaceva, controllava, no, questo non si può. Cavolo, questa non so, la scelta poi, perché tante cose di cui parlava Franco Sitti non ci sono, soprattutto delle versioni, perché del terrorismo si occupava principalmente la polizia, no? Un saluto particolarmente caloroso al professor Arturo Parisi, che è uno, senza dubbio, un esponente dell'intelligenza culturale, politica sarda, nonché già ministro della difesa, al prefetto Bruno Corda, che è stato prefetto di Cagliari, e anche al generale naturalmente Bruno Bartoloni, che è stato comandante regionale della finanza. Ma insomma, io ho citato solo alcuni, ma un saluto affettuoso a tutti gli amici intervenuti. Comunque questo libro è veramente bello e credetemi davvero appassionante, perché come hanno detto prima Maria Francesca e il dottor Sitti, è un libro che è volutamente costruito intorno a dei documenti originali che li troverete ristampati, esattamente riprodotti con una foto, quindi per quelli che erano, non ritrascritti ma esattamente quelli, con questa veste burocratica abbastanza, diciamo, diplomatica, ma è quello. Poi se li leggete davvero scoprirete delle cose particolarmente interessanti, anche a volte in qualche modo stupefacenti, nel senso che stupefanno, non nel senso dell'assunzione, ma al di là di tutto è voluta questa cosa da Maria Francesca, dal professor Accardo e da me, proprio per rendere la realtà nella sua crudezza, no? Nella sua nettezza, senza quasi un commento se non quello del racconto curato da Maria Francesca e preso da cronaca dell'epoca. Quindi davvero senza commenti, senza opinioni. Ora i documenti sono talmente, in realtà sono tanti, perché è vero che è stata fatta una cernita, perché certe cose sinceramente sono di una tale crudezza e di una tale anche crudeltà, che si raccontano, si riportano delle violenze, delle sopraffazioni, dei crimini di una tale brutalità che onestamente io non mi sono sentito di pubblicarle per rispetto anche a quelle che sono state delle vittime. Poi ci sono dei documenti che non si possono pubblicare perché sono classificati, quindi non si possono pubblicare, insomma tante cose. Abbiamo fatto una scelta, ma in realtà è già bello alto, insomma, in termini di centimetri siamo già abbastanza. Ma voglio dire, è questo, è quello che hanno già raccontato, alla fine se uno lo legge, ripercorre un po' questo trentennio, questo quarantennio dal dopoguerra allo scorso degli anni '80, dove, se ci pensate davvero, nel dopoguerra la Sardegna cos'era? Era un territorio davvero che aveva delle arretratezze endemiche, delle arretratezze strutturali importanti nell'economia, nella società,
davvero molto indietro. C'era un problema serio di banditismo che veniva da lontano, c'erano già state le famose bardane dell'Ottocento, del Novecento, c'era già questo mito della valentia che insomma faceva sì che alcuni, che peraltro serpeggia e sopravvive ancora oggi in certi ambiti. Insomma, per esempio era pericoloso a spostarsi sulle strade. Cioè, se io devo andare da Nuoro a Sassari piuttosto che da Azzara a Ololai, diventa pericoloso perché posso essere rapinato. Quindi la libertà di movimento, una delle libertà principali dell'individuo, era compromessa, gravemente compromessa. C'era un problema di riconoscimento anche dell'autorità statale, questo è un problema antico, forse il professor Carlo ci dirà qualcosa, ma insomma era vero che insomma, c'era un po' questo istinto quasi di contrapposizione nei confronti dell'autorità statale. C'era un problema di grande isolamento poi delle persone, c'era poi una situazione oggettiva in cui il mondo agropastorale era prevalente nell'economia agropastorale, la struttura sociale agropastorale era così, era quella, quindi si viveva nell'isolamento, si viveva nel rifiuto un po' dell'autorità. Quindi era davvero, come dire, una situazione sotto il profilo tecnico dell'ordine della sicurezza pubblica gravemente compromessa, c'erano delle preoccupazioni vere, c'erano delle preoccupazioni che venivano anche da Roma. Quindi si doveva dare da fare. C'erano gli assalti, i banditi facevano delle vere e proprie imboscate, in termini tra l'altro con una tecnica veramente militare. Sapete come si chiama un'imboscata? Si mette un'ostruzione stradale, preferibilmente dietro una curva, poi si attende il convoglio, perché così il convoglio si raggruppa anche, e poi c'è il gruppo di fuoco e il gruppo di, diciamo così, operativo per prendere cose, eccetera. Ed era fatto così, con una determinazione incredibile, non c'era niente da fare, pure le scorte venivano, diciamo, premeditatamente massacrate. Quindi era veramente una situazione brutta, bisognava darsi da fare e l'arma si è data da fare. Tutte le altre istituzioni, voglio precisare, noi parliamo dell'arma perché abbiamo pubblicato i documenti dell'arma, ma in realtà anche le altre forze di polizia, le altre forze di sicurezza, le altre istituzioni erano tutte impegnate in questo tentativo di restituire la Sardegna a una dimensione più, diciamo, avanzata, di più avanzata civiltà. I problemi di banditismo erano endemici anche in altre zone dell'Italia, penso alla Calabria, penso anche alla Sicilia, seppure con sfumature diverse, però tant'è che in Sardegna sopravviveva già questo fenomeno già da tantissimo tempo, da secoli, ed era diventato una cosa intollerabile. Quindi si è andata avanti. L'arma poi ha fatto uno sforzo enorme, abbiamo parlato prima del mondo agropastorale, della società basata sulla economia, anzi più pastorale che agro, però erano territori completamente abbandonati, privi di controllo. E quindi cosa è stato fatto? È stato fatto uno sforzo di penetrazione, sono stati, pensate, in quegli anni costituiti, addestrati delle squadre di carabinieri che avevano proprio il compito di andarsene in giro per le campagne e, diciamo, cercare di ripristinare la legalità. Io sono contento, ovviamente dal mio punto di vista, di raccontare, di divulgare anche questo. Un punto solo, credo, perché attorno a tante storie, tante vicende, lungo un periodo che ha una sua durata, un punto solo. Di fronte a quanto ci ha raccontato Franco, Francesca e il generale Tullio, alla fine io credo che il libro abbia senso all'interno di un problema, un unico problema che va posto, e che è quello che ci interessa di più. Tra il 52
commissioni parlamentari di inchiesta. Una è la commissione sulla miseria, l'altra è la commissione sulla miseria, sulla povertà, l'altra è la commissione sulla disoccupazione. E partecipano a questa commissione dei parlamentari sardi, c'è Luigi Polano, c'è Danilo qui per esempio in una, e nella commissione sulla disoccupazione c'è una bellissima relazione di una professoressa di Cagliari che si chiama, che tra l'altro non era di Cagliari, veniva dalle Alpi, che si chiamava, veniva da Tirano, che si chiamava Arcadi. Che cosa dice la Arcadi? L'Arcadi dice, vedendo i dati che poi sono lì nelle due relazioni parlamentari, vedendo questi dati e scoprendo che la Sardegna è la regione più povera d'Italia, che la miseria e la povertà che c'è in Sardegna c'è solo in pochissime zone del Cuneense, per esempio. L'Arcadi dice la Sardegna soffre di questo, 1, 2, 3, 4, arretratezza, che significa che stai dietro agli altri delle altre regioni, che significa, allora non lo dicevano, non lo trovi da nessuna parte nei testi parlamentari del PIL, che significa che il PIL, però, questo l'abbiamo rivisto oggi, che il PIL dei sardi è molto al di sotto di 1/3, di 1/4 del PIL di altri cittadini italiani. Arretratezza, quindi. Asincronia significa che lo sviluppo, i temi dello sviluppo della Sardegna si svolgono in modo che è del tutto asincrono e, lei aggiunge, asimmetrico rispetto al resto del paese. E poi aggiunge ancora anacronistica, cioè vecchia. La Sardegna di quegli anni è questo. E la domanda che viene fuori dal libro allora è che rapporto c'è tra questi elementi e gli elementi verso i quali ci richiama il libro, che non è un rapporto di tipo deterministico, perché sarebbe troppo facile dire una cosa di questo genere, è un rapporto più complicato, più complesso, più difficile, e direbbe Carlo Emilio Cata nel pasticciaccio tutto di Memorando, direbbe un garbuglio, veramente un garbuglio, perché c'è il peso di una storia, che è il peso di una storia di arretratezza. C'è contemporaneamente un rapporto con lo Stato che non è un rapporto semplicemente complicato e difficile tra una periferia e una realtà forte e solida, ma lo Stato è quello uscito dalla guerra ed è debolissimo esso stesso. Allora, a me è capitato questo, di capitare nell'archivio di Stato di Nuoro quando lo stavano mettendo in ordine ed era, diciamo, tanto per essere chiari, un casino gigantesco, tutte le carte per aria, e nelle carte per aria le relazioni riservate dei carabinieri, le relazioni riservate della polizia, e lì ho visto, Arturo, ho visto le relazioni a partire da quelle dell'allora capitano Soros dei carabinieri che faceva battaglia anti-Avigeato. Ho visto le relazioni che dicevano alcune cose, alcune sono simpatiche come racconto, come aneddoto, perché il latitante X è notoriamente
ma veniva fuori anche il fatto che le pacche, le pattuglie dei carabinieri di controllo che si stavano lì ad aspettare che arrivasse la corriera, perché non si sapeva mai se la corriera nel frattempo aveva trovato un incrocio con una simpatica banda di Robin Hood, le pattuglie dei carabinieri che dicono: beh, noi siamo qui e siamo ferme perché non abbiamo benzina. Altro che Stato, lo Stato, che l'organizzazione, eccetera, eccetera. Questa era la situazione. Ma il problema è quello di questa isola in situazione di arretratezza. Rapidissimo. Se tu prendi uno degli ultimi lavori di Gianni Tognolo sull'Italia, la strada smarrita, nel 1861 l'Italia, ecco perché faccio questo discorso paragonando alla Sardegna, 1861 quando nasce il Regno d'Italia, l'Italia è povera ed è arretrata. È povera perché il livello delle condizioni di vita degli italiani è in generale a un terzo del livello delle condizioni di vita dei francesi, degli inglesi, degli altri, insomma, ed è arretrata, è povera ed è arretrata. Però, ecco il punto, da quella arretratezza è venuta, questa perlomeno la tesi di Gianni Tognolo, da quella arretratezza è venuta la capacità, la voglia, la spinta, lo stimolo a crescere, a cambiare, e nel giro di alcuni decenni l'Italia riprende il cammino, trova il cammino e giunge a un punto negli anni '80 del secolo scorso di raggiungere quella che sembrava l'irraggiungibile Inghilterra. Dopodiché, come dice qualcuno, bisogna che ci convinciamo che quello dello sviluppo continuo è una gran bella favola che presto ci dobbiamo dimenticare, ahimè, purtroppo. Però dopodiché si tornano poi dietro. Ma in Sardegna cosa succede? Ecco il punto. In Sardegna perché il nucleo, il centro del problema è quello legato al tema del libro e non sono altri. Nel corso di uno di quei 150 paesi che ci sono dalla Nord, non sono 150, sono un po' di meno naturalmente, però era tutto un paese, una presso l'altra. E la domenica la gente nella strada seduta sui gradini, in mezzo alle macchine che vanno piano, e a un certo punto sbuca fuori di corsa un gruppetto di bambini da un fiottoletto e uno di questi bambini va a sbattere ovviamente contro la macchina che ci precedeva. Il tizio che era nella macchina che ci precedeva, un continentale ingenuo, scende dalla macchina e dice: avete visto, stavo andando piano, avete visto che è successo? E le decine di persone che c'erano lì, nessuno aveva visto niente. Ed io che ero un bambino di 8 anni, quindi ancora più fesso del continentale, che dico a mio padre: ma papà, ma guarda che quel signore l'ha visto io. E mio padre che mi dice: Alduccio, stai tranquillo, stai quieto, stai zitto. Ho capito che cos'era l'omertà, l'ho capito in un modo molto semplice. Questo c'era. E questo, se ritornerei ad essere, almeno fosse quel bambino di 8 anni, se pensassi che questi fenomeni sono finiti, sono bloccati. Questi fenomeni ci sono ancora. Il problema vero è come per l'Italia, che cerca di uscire dalla smarrita, come possa uscire dalla strada smarrita la Sardegna. Ma l'Italia e la Sardegna hanno bisogno soprattutto
Non è vero molto, purtroppo. E come avevo detto in premessa, questo è un libro che ci deve far riflettere. Per noi sardi è importante ritornare su questi temi perché fanno parte della nostra storia, purtroppo, però fanno parte della nostra storia. E la storia la dobbiamo conoscere, non solo quella che ci dà, come dire, un'ottima immagine, che è l'immagine di cui attualmente vuole la Sardegna. Noi ci accorgiamo, noi sardi di fuori, quando organizziamo queste cose, quando ci relazioniamo con le persone dei luoghi dove ci siamo inseriti. Siamo visti bene, molto bene, ci vogliono bene. E quindi evidentemente, come ha sottolineato anche il generale, le cose sono cambiate positivamente. Però mi ricordo quando invece soffrivamo di queste cose e ci faceva vergogna, come ci ha fatto vergogna ad esempio il sequestro di Fabrizio De André, no? Ci ha fatto vergogna, veramente. Mi ricordo che io lavoravo in banca in continente, avevo quasi paura di parlare di queste cose, no? Ero il direttore magari di quella filiale, e però mi sentivo un senso di colpa. Quindi queste cose ce le abbiamo dentro e ci dobbiamo riflettere. Questo libro serve a questo. Quindi grazie Maria Francesca, grazie generale, grazie Aldo Accardo, grazie Franco Sitti.